E il 5 marzo mattina alle ore 10 annuncio, ho convocato la consulta, ve lo annuncio in anteprima, la consulta delle autonomie e presenteremo tutto il progetto perché per noi si va avanti. Vado avanti per la mia strada perché ritengo che l'autonomia sia l'unica soluzione, ma dal governo mi aspetto una risposta. Così il governatore Zaia, che convoca la consulta delle autonomie, un chiaro messaggio della volontà di guadagnare ancora metri nel percorso verso la meta dell'autonomia. Siamo partiti dal momento zero nel quale era impossibile anche fare un referendum, lo abbiamo celebrato, abbiamo fatto una bella trattativa, siamo entrati in Consiglio dei Ministri con la bozza d'intesa, adesso dicono che vogliono fare la discussione in Parlamento, ben venga, ma alla fine si dovrà firmare perché ricordo che la legge dice che il governo ha l'obbligo di rispondere. Intanto stanno nascendo alcune iniziative pro-autonomia, come quella lanciata su Facebook dall'ex assessore regionale Marino Finozzi per una manifestazione popolare e non partitica, chiarisce. Proprio perché il presidente Zaia e il ministro Stefani sentano il popolo veneto vicino in questo momento di difficoltà del progetto di autonomia. Credo che mai siamo arrivati così vicino al raggiungimento delle autonomie in Veneto. Ancora da definire la data, inizialmente si era ipotizzato il 25 marzo, giorno in cui si festeggia la nascita di Venezia, ma cade di lunedì, spiega Finozzi, e renderebbe difficile a molti parteciparvi e i tempi sono stretti. Come resta ancora da decidere la sede che dovrà essere facilmente raggiungibile e in grado di ospitare una folla numerosa. Potrei liquidarla una battuta che quello che non strozza ingrassa è comunque un ulteriore elemento di promozione dell'autonomia e di far sentire che i veneti vogliono l'autonomia. E ovviamente molti veneti non saranno in piazza, saranno a casa ma sono autonomisti. Altri movimenti si stanno mobilitando, come quello indipendentista dell'avvocato Morosin, che sempre sui social scrive: Indipendenza Veneta ora chiama il popolo veneto in piazza per difendere il voto del 22 ottobre 2017, che con un sonoro 98,1% di sì ha dato un verdetto politico che nessun governo può ignorare o ritardare. Facciamo tutti insieme, continua a scrivere, una storica unitaria manifestazione in Veneto. C'è chi invece avanza una proposta di tutt'altro genere. Il presidente del gruppo consigliare regionale Siamo Veneto, Antonio Guadagnini, ha richiesto oggi al presidente della prima commissione di calendarizzare quanto prima la sua proposta di legge regionale che preveda l'indizione del referendum per l'indipendenza del Veneto perché, spiega, dato lo stallo venutosi a creare sull'autonomia, ho chiesto che venga discussa la mia proposta perché la ritengo da un lato un efficace strumento di pressione nei confronti dei ministeri renitenti e più in generale nei confronti di tutto quell'apparato di potere romano che sta ostacolando il percorso autonomista.